rieccoci cari amici, siamo arrivati all'ultima mezz'ora della nostra intensa mattinata e adesso abbiamo in studio un nuovo amico, torna a trovarci David Adamovic, esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato! Grazie, David, grazie. tu sei un po' il nostro Indiana Jones, dico io, vero? Perché vai alla scoperta di scoop anche archeologici, perché oggi di questo ci parli, è vero? Senti sotto la musica? Ti hanno messo la musica? Sì, no, infatti ormai sento come di Indiana Jones. Non hai il tuo cappello però oggi, non l'hai portato? L'abbiamo lasciato è poi. Fuori, va bene, tu per me sei comunque l'Indiana Jones di noi altri. Allora, a parte il clima simpatico, tu sei uno studioso preparatissimo, devo dire riconosciuto come uno dei massimi esperti di questi affascinanti rotoli del Mar Morto che sono stati trovati a Qumran ormai molti anni fa. Poi mi ricordi brevemente tu la storia, no? Sono importanti non solo per Qumran ma anche per tutta l'attualità europea. È questo che vogliamo sottolineare oggi, come il passato, lo sappiamo, incide profondamente anche nell'attualità. Perché? Che cosa è stato scoperto di recente? Qual è lo scoop archeologico? Sì, è molto interessante come vedete qui in questo villaggio dove praticamente c'era questo gruppo degli ebrei che copiava questi manoscritti. Gli Esseni erano, no? Esatto. E voi calcolate, per esempio, ecco questa è la grotta numero 4. Quella è Qumran? Sì, quello poco fa abbiamo visto il sito. lo stabilimento del Qumran, dove si svolgeva la vita comunitaria, e nella grotta numero 4 praticamente tra 900 rotoli trovati, in realtà una ventina di rotoli era più importante per loro, che poi loro venivano copiati questi rotoli in centinaia di copie. Ecco qua la grotta 4, numero 4, con una parte del rotolo che appartiene alla comunità, in cui sono riportate queste parole qua, profetiche. Vedete? Sì, nel secondo rigo praticamente loro scrivono così, Ketuv v'Sefer Daniel Hanevim, come sta scritto nel rotolo di Daniele il profeta. Ora, cosa interessante... Cioè tu leggi correntemente... Sì, leggo e scrivo. Voi calcolate, ebraica. cosa interessante è questa cosa qui, che di tutti questi rotoli, questa piccola categoria dei rotoli, diciamo, che è stata trascurata purtroppo negli ultimi 60 anni, ma indicata come la più importante nei rotoli degli abitanti di Qumran, si vede perché erano dediti a loro, questo scritto qua è il più importante, più ricercato, e questo scritto, ecco il scoop archeologico che ci porta alla nostra attualità. Sì, all'Europa. Esatto, allora nell'antico scritto, che poi è stato trasmesso dalla tradizione anche ebraica di Daniele fino ai nostri tempi, solo che l'ultima copia risaliva al X secolo d.C., e veniva praticamente contestata come un falso, non veritiera, autentica, come una copia scritta in base agli eventi già accaduti. Sì, apocrifa. Esatto, allora cosa è successo? È successo che grazie ai ritrovamenti dei rotoli è uscita fuori questa certezza che finalmente abbiamo la possibilità, grazie ai scavi archeologici, grazie ai reperti archeologici e i resti dei rotoli delle copie di Daniele, di vedere che veramente 27 secoli fa la storia è stata raccontata in anticipo. E non è un rotolo di cui gli abitanti di Qumran sono autori, ma sono solo semplicemente copiatori studiosi. Ecco, loro leggono e nei loro scritti scrivono che erano molto presi, perché hanno già riconosciuto che 4 dall'impero babilonese descritto in questo rotolo, perché viene composto nell'impero babilonese che, ricordiamoci, rispetto a Roma, torniamo indietro di 3 imperi che dominavano il mondo loro conosciuto: Babilonia, dopo Babilonia Medo-Persia, Grecia, Alessandro Magno, dopo Grecia praticamente si divide in 4, c'è l'impero romano. Roma, esatto, ripassiamo un po' di storia antica. Esatto, cosa succede? Fantastica cosa è che questo rotolo non si ferma con l'impero romano, racconta gli avvenimenti che sarebbero susseguiti arrivando praticamente, descrivendo in anticipo. Voi immaginate, ecco, trovo la diapositiva, praticamente questo rotolo Daniele, si sta parlando delle rivelazioni che riguardano il futuro da ora in poi, descritto quindi la Babilonia fino agli ultimi tempi. E un'altra diapositiva, a parte che ha raccontato in anticipo che dopo impero babilonese sarebbe susseguito, come vedete quest'altra diapositiva prossima, dopo impero babilonese la storia andrebbe andata praticamente nelle mani, il mondo allora conosciuto, dei Medo-Persiani.
rotolo della prima grotta che vedete qui nel Museo di Gerusalemme, praticamente indicato, ed è stato composto questo contenuto nell'VIII secolo a.C., anche se copiato dagli Esseni nel secondo secolo a.C. Sei un'enciclopedia, caro David. Questo rotolo raccontava in anticipo che i Medo-Persiani, perfino Ciro, sarebbe il nome in anticipo di Ciro, 200 anni prima di Ciro, che sarebbe conquistato i babilonesi. Sì. Che fine fa questo rotolo? Racconta che dopo la Grecia in anticipo... No, ma aspetta, ti fermo un attimo, sì, perché prima avevi iniziato un pezzo di frase e volevo finire quella. Dici che questi preziosissimi rotoli hanno rivelato in futuro, hanno rivelato il futuro in anticipo, descrivendo la nostra attualità per quanto riguarda il progetto dell'unificazione europea. Esatto. Allora, questo è il super scoop, cioè che loro già nel passato avevano visto quello che a fatica, devo dire, stiamo cercando di realizzare oggi, questa Unione Europea, che è un pochino forzata se vogliamo, però l'avevano già predetta e prevista. Esatto, voi calcolate... Vedi, questo non è mica una cosa da poco. Grazie a tramandazione di questi rotoli, copie di Daniele, si sta parlando che dopo il quarto, dopo Grecia, che sarebbe divisa in quattro parti, fu detto che il quarto impero, cioè quello che ha seguito la Grecia, per cui si dice sarebbe stato crudelmente forte, diverso da altri regni, si sarebbe diviso, non sarebbe susseguito da un quinto impero che avrebbe dominato il mondo. Infatti si è smembrato il regno certo della Grecia. Esatto, e dopo praticamente quello, quarto regno, impero romano, fu predetto che si sarebbe diviso in 10 parti. Infatti, a causa delle 10 tribù barbariche, Roma fu divisa. E parlando adesso delle tribù barbariche, nelle copie antiche di questi rotoli, del testo di rotoli Daniele, nei scritti di Daniele si sta parlando che questi popoli discendenti dei barbari si sarebbero dati a un progetto di unificazione dopo la divisione impero romano. E quindi siamo noi, siamo gli europei, diciamo. Esatto, no? Perché andando a vedere i discendenti di questi regni barbarici, che sono popoli praticamente europei, diceva che nella storia, praticamente storia sarebbe andata così. Il testo dice: essi si mescoleranno, quindi i popoli barbarici, i regni barbarici europei, essi si mescoleranno perfino per seme umano con le alleanze matrimoniali che il Medioevo hanno fatto, molti regni barbarici, certo, ma non si uniranno esattamente l'uno all'altro come il ferro non si amalgama con l'argilla. Ma è proprio la descrizione dell'Europa di oggi. Esatto, e l'altra diapositiva, se noi andiamo a vedere praticamente Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV. Ecco, vediamo il brano che hai letto adesso, esatto, vedi, si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno. Quindi le alleanze matrimoniali, questa tendenza di unire popoli europei dopo dinastie, famiglie, esatto, eccetera. C'è andata praticamente il regno dei Strasburghi e il loro motto degli austriaci era: lascia combattere gli altri, tu felice Austria sposati. Quindi alleanze per seme umano, per matrimoni. Quindi questo è una filosofia che gli ha portato fortuna nel tempo. Ecco, e non solo, tanti di loro, quindi dal crollo dell'impero romano fino a oggi, come questa diapositiva possiamo vederla, fanno vedere che questi tentativi di unificare di nuovo un mondo in una moneta unica, politicamente questi popoli europei uniti politicamente ma anche dal punto di vista economico tramite l'euro sono falliti. Molti ci hanno provato, Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone, Hitler, e così via. Poi ho visto anche. Esatto, e quindi voi calcolate oggi praticamente siamo davanti a questa realtà. Ecco qui la diapositiva, Palazzo, il Parlamento europeo. Vedi, sai quello io sono stata a Strasburgo, mi sembra. Allora, cosa succede? Infatti le bandiere qui davanti, altra diapositiva, tutti i popoli, essi si mescoleranno ma non si uniranno. Infatti oggi vediamo proprio questo progetto, l'altra diapositiva praticamente, questo progetto di unire tutte le bandiere, tutti i popoli in una moneta unica. È un po' forzato politicamente. e forzoso. Voi calcolate, per 92 fu fissato e fu detto: finalmente ormai non si torna più indietro, saremo tutti cittadini europei, di sicuro avverrà unificazione dopo che sono stati firmati 2 trattati non sull'unione politica solo monetaria ma anche culturale. Esatto. E invece allora, non è cosa è successo? così. È fallito nel 92, poi hanno detto facciamo unificazione europea, politica economica, una moneta entro il 99, è fallita nel 99. Nel 2009 ci hanno fatto cambiare l'euro, ma molti praticamente paesi leader del progetto di unificazione si sono tirati indietro. Sì, e vediamo che anche oggi le polemiche mantengono ancora la loro moneta. Quindi è impressionante che questa descrizione dei antichi rotoli in anni ben precedenti a Cristo sta dicendo una cosa bella, è questa, che ai tempi
più che mai nella storia siamo dal 91-92 fino a oggi, sono 21 anni che più che mai nella storia un telegiornale parla di unificazione europea. Sì, sì, lo leggiamo tutti i giorni. E ci stiamo rendendo conto che praticamente essi si mescoleranno, si realizza, perché tutti gli sforzi sono per mescolarsi per progetto unificazione, ma la parte seconda, ma non si uniranno uno all'altro, è esattamente anche quella realtà dal 92 fino a oggi, è proprio ci sono così. Ancora difficoltà enormi nel riuscire a creare questa unione. E questo è interessante perché tutte le prove archeologiche fanno vedere che questi rotoli, questi contenuti sono stati scritti prima e quindi anche se c'è molta crisi, disperazione, non si sa in che direzione si va, in questi rotoli antichi che gli abitanti di Qumran leggevano erano assorti perché dicevano questi rotoli degli antichi che erano copiati, tra cui anche il rotolo del profeta Daniele, contenevano profondi misteri, conoscenze segrete praticamente, erano quelle praticamente. Questa è la domanda che ti volevo porre, cioè sono affascinata, estremamente affascinata da questa notizia archeologica, culturale, ma come facevano questi Esseni, che è appunto una tribù ebrea, una setta ebraica, giusto? Come facevano ad essere depositari di questo sapere? Cioè avevano un modo per guardare, per prevedere il futuro, come si diceva, degli antichi vaticinatori, sai, questi uomini che avevano un modo, leggendo, non so, anche il volo degli uccelli, piuttosto che, cioè sono cose a cui dobbiamo ancora credere, in cui c'è un fondamento anche storico? Quali sono? Diciamo francamente che loro erano attratti da questi scritti degli antichi perché già si rendevano conto nella loro epoca e ai tempi dell'impero romano che le profezie di Daniele dei rotoli antichi si stanno avverando. Vedevano questi imperi, cioè la Grecia divisa in quattro, stanno avverando caduto. Tutte. Medo-Persia, il Ciro che è stato scritto è caduto. Roma, lo stesso, un impero duro rispetto agli altri imperi. Quindi vedevano la realtà, aspettavano il cambiamento del mondo nei loro tempi. L'unica cosa... non erano loro bravi nel predire il futuro, perché provavano, gli Esseni cercavano di imparare, anche Giuseppe Flavio dice, cercavano di indovinare il futuro cercando di imparare da questi rotoli scritti degli antichi speciali, no? E c'è un rotolo che è il rotolo della guerra, in cui loro vedono il cambiamento del mondo e la vittoria del Stato di Israele che non accade dopo 7 battaglie in cui sarebbero vinti i figli della luce, ma il mondo non va come loro predicono, si aspettano in base alle loro sensazioni del futuro. Mentre i rotoli antichi, questa è la categoria di scritti degli antichi, dopo il crollo dell'impero romano fino ad oggi, dopo 27 secoli fa, tutto. Ecco, quindi praticamente è bello che oggi la gente si chiede che fine faremo? C'è la luce in fondo al tunnel? Ma c'è anche una predizione su questo futuro, che fine faremo? Ecco, non so se lo voglio sapere. La luce in fondo al tunnel, la luce al fondo al tunnel c'è in questi rotoli antichi, in particolare. Cioè ci fanno sperare. Esatto, e quindi non è la luce del treno regionale o Freccia Rossa in fondo al tunnel che ci arriva, che ci viene addosso, no? Questo l'hanno detto sulle battute di Monti, no? Di Mario Monti, infatti, ti vedo aggiornatissimo anche invece la luce c'è e devo dire che avrà un impatto, diciamo, la spada a doppio taglio. E il testo in questo rotolo racconta, e anche il rotolo prima grotta dice così, dice guardate bene le cose altre descritte, come si sono rivelate con precisione matematica, e i varie città, antichi luoghi, che oggi nel terzo millennio li troviamo come sotto la bacheca nel rotolo della prima grotta di Gerusalemme. Cioè alcune cose non cambiano mai. E quindi si realizzano con precisione matematica, e anche se la descrizione in questo rotolo, che pare molto bella per essere vera, è molto positiva, perché si sta parlando, secondo questi rotoli, sto dicendo, in questi scritti antichi, che in questo nostro tempo sarebbe descritto come il tempo più solenne, importante, qui ci sarà grande svolta storica, secondo questi rotoli, l'intervento dell'universo, di questo essere supremo, Elah, Elohim Adonai, che deve lui far sorgere il suo regno, eliminando regni, e qui è un po' inquietante, ingiusti terreni umani. Beh, sarebbe bello comunque che questo grande Signore, che ovviamente per noi è Dio, riuscisse ad eliminare i regni dei cattivi. Salvaguardando, esatto, tutti quelli che sono sinceri e si appellano a Lui e chiedono, cioè, così e giustizia sarebbe fatta, visto che la giustizia terrena Infatti nel rotolo della prima scarsa. grotta dice proprio questo: rivelate futuro in anticipo, come nel rotolo della prima grotta, quello nella bacheca di Gerusalemme, rivelato con precisione.
e dice che l'unica fine che sarà posta, la fine alla malvagità, al male, cioè questa è la fine che è stata descritta. Quindi viviamo secondo questi rotoli in un momento molto molto importante. Lo Però so brutto, che David. è difficilissimo, è vero. Questo momento. Infatti, ogni giorno notizie Rotolo della Prima Grotta orribili. dice, Rotolo della Prima Grotta esposto nella Bacheca di Gerusalemme dice così: per lungo tempo sono stato in silenzio taciuto, ma adesso arriva il tempo in cui deve rivelare potentemente il suo intervento. Infatti quello che anche Rotolo, non solo le copie di Rotoli della Prima Grotta di Qumran, ma anche questo qua di Daniele, racconta di questo intervento non per mano d'uomo, ma intervento suo, praticamente secondo questi rotoli antichi, dall'universo in cui lui deve cambiare la sorte del mondo e così via. Caro David, è una cosa impressionante, è arrivato un messaggio molto particolare, lo leggiamo, lo commentiamo anzi dopo la rubrica del Becker, una nostra rubrica di cucina. È un messaggio non autografo, non si firma, che dice che la profezia di Daniele è un falso. Ovviamente ti farà rabbrividire questo messaggio, è un falso manipolato ad uso e consumo di storici in base alla convenienza. Allora, a te la parola e il diritto di replica. Intanto ci guardiamo i consigli di cucina. A proposito di rotoli, ha scritto la regia, ci sono gli involtini con i peperoni nella rubrica di Fabrizio Nonis. Andiamo a vedere cosa ci dice il nostro Beccare e poi torniamo con David Adamovic. Vi aspetto. Grazie. Contenga! Fiato, rieccomi, ero corsa in regia a verificare telefonate, se dovevamo ancora richiamare qualcuno. Purtroppo qualcuno è stato fuori anche oggi, non ce l'abbiamo fatta. Mando un bacio a Lucia, mando un bacio a Germano, che era anche un nuovo amico, vediamo di risentirlo nei prossimi giorni. Qua miracoli ancora non riusciamo a farne, però abbiamo un grande cuore e cercheremo comunque di impegnarci al massimo. Allora, caro David, ci hai dato uno scoop veramente suggestivo, oggi affascinante, questi rotoli del Mar Morto che predicono e hanno veramente descritto la realtà di oggi sull'Unione Europea e non solo, anche poi c'è un'altra profezia che riguarda, speriamo, l'uscita dal tunnel, dicevi, questa profezia appunto di Daniele. Era arrivato però un messaggio appunto prima del Becker sul fatto che questa profezia di Daniele è un falso che viene usato dagli storici a uso e consumo. Magari vediamo se riusciamo a rimandarlo in onda. Non è firmato, però lo vuoi commentare? Sì, volentieri. Sì. Allora, numero uno, vorrei rispondere a una cosa fantastica che riguarda tonnellate di libri che ancora sono su scaffali in biblioteche, che dovrebbero essere praticamente buttati nella spazzatura perché non sono stati aggiornati con le scoperte archeologiche negli ultimi 2 secoli. In Babilonia, in Iraq, hanno trovato delle cose che confermano autenticità del racconto di Daniele. Le informazioni per cui Daniele è stato accusato negli ultimi secoli. E poi, cosa interessante, quelle cose per cui è stato accusato come non autentico e un falso, si sono dimostrati non punti deboli ma punti più forti, perché è stato l'unico a sapere. Vedete diapositiva qui, le rovine dell'antica Babilonia. Antiche copie di rotolo di Daniele raccontano praticamente che Daniele dice che la Babilonia è stata opera anche la costruzione dell'imperatore Nabucodonosor. Sì. Cosa succede? Greci nel VI e V secolo non hanno mai raccontato un fatto del genere. E cosa succede? Succede questa cosa qui. Solo Daniele, i rotoli di Daniele, le copie di Daniele raccontano che Nabucodonosor è il costruttore della Babilonia. E guardate qui adesso la tavoletta che hanno trovato archeologi tedeschi in Iraq, nel sito dell'antica Babilonia, riporta il nome di Nabucodonosor e conferma, è la tavoletta del VII secolo a.C. Però. Conferma, qui c'è il nome di Nabucodonosor come costruttore della Babilonia, che ha imbellito diversi quartieri di Babilonia. E l'informazione che solo Daniele conosce. Una prova incredibile. Nella storia nessuno lo sapeva questa cosa qui. Un'altra informazione, Daniele racconta dell'esistenza dell'ultimo re babilonese Belsassar, che cade Babilonia nei mani dei Medo-Persiani. Fu criticato per i secoli per questa cosa qui come un grande errore storico, finché scoperte archeologiche, le tavolette di Babilonia hanno dimostrato che veramente esiste. Guardate qui cosa scrivono. Vediamo in chiusura le ultime scoperte guardate cosa archeologiche. Scrivono, dice:
Grande assirologo francese, Lenmart, scrive: più io leggo e rilego il libro Daniele, confrontandolo con i dati dei testi cuneiformi, più sono colpito della veridicità del quadro che i primi 6 capitoli tracciano della corte di Babilonia. Più riscontro infine impossibilità di stabilire la redazione all'epoca del secondo secolo a.C., quindi come cose scritte dopo. E poi un altro scrive: lo si è accusato di errore fino ai giorni in cui le iscrizioni cuneiformi hanno fatto conoscere questo nome e rivelato nel 1924 che in effetti Belsassar era stato nominato re di Babilonia dal suo padre Nabonide. E quindi viene confermata la profezia, diciamo così. Quindi è veramente autentico, nasce in un'epoca del VII secolo, ha le informazioni che nessuno nel VI V ha raccordato. Rispondiamo così al messaggio, caro E non solo, l'ultima cosa con cui voglio ricordare, se no mi uccidono dalla regia. È la conferma della lingua aramaica, sì. Cioè grazie al ritrovamento dei rotoli di Qumran, delle 8 copie, sì. E grazie di documenti aramaici del VIII, VII e VI secolo, dimostrano che il rotolo, 90% delle parole in aramaico di Daniele sono di quell'epoca lì. Ci sono le parole e frasi che non vengono più usate nel V, quindi tutte le profezie scritte in aramaico, se non lo sai tu, David, sono di un'epoca veramente antica. Quindi rotolo è veramente autentico. Ci fidiamo di tutto quanto ci dici. È basato sulle prove archeologiche, perché queste prove di questi documenti non te lo inventi tu, sono prove archeologiche, quindi rispondiamo così all'amico o all'amica che ha scritto il messaggio. Si tratta semplicemente del fatto che con gli anni a venire le nuove prove archeologiche hanno dimostrato la verità di quanto ha profetizzato Daniele e i rotoli del Mar Morto. Io ti ringrazio perché mi piace l'archeologia, mi piace la storia, il fascino del passato, che hanno un'incidenza incredibile, l'hai dimostrato anche nel nostro presente, nel leggere anche il futuro, più di così non potevamo dire. Allora, caro Davide, ti ringrazio, tu so che sei in giro per l'Italia a presentare le tue ricerche, a presentare questi scoop archeologici. Quando torni, come hai fatto ieri, fammi uno squillo, io ti ospito volentierissimo in trasmissione. Benissimo, grazie, hasta la vista. Grazie. Allora, chiudiamo, cari amici, anche la nostra mattinata di oggi. Vi ricordo i numerosi programmi in palinsesto, lo sapete, alle 12:40 c'è lei, bella bionda, Elena Cognito con TV7 con voi, alle 13:30 il TG, alle 21 il giovedì è tutto sport, Rugby House, alle 21:40 Coni Veneto, alle 22:30 Mani e Fuori la pallavolo con Massimo Salmaso. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio, vi aspetto domani, è già venerdì, per l'ultima puntata prima del weekend di TV7 alle 7. Un bacio alla regia e grazie a tutti, a domani, mi raccomando. Mua.